Vengono praticamente abbandonati sulla banchina del porto, sono i migranti che arrivano a Porto Empedocle da Lampedusa con il traghetto di linea. Quelle che vedete sono immagini realizzate sabato scorso da Claudio Lombardo e Mariamico Agrigento che raccontano una verità, il destino di chi non ha diritto a ricevere accoglienza ed essere ospitato nelle strutture italiane. Per loro i migranti economici che non scappano da guerra e persecuzione ma in cerca di fortuna spetta un foglio di via in mano, valido per 7 giorni e nell'altra mano un sacchetto con un panino ed un frutto. Per essere più chiari, dopo il riconoscimento formale avvenuto a Lampedusa, i migranti, prevalentemente tunisini, vengono accompagnati al traghetto e inviati a Porto Empedocle e poi vengono lasciati liberi di andare. Ma andare dove? A fare che? Ecco che diventano clandestini con l'obiettivo, il più delle volte, di raggiungere altri paesi europei. Ma di che cosa vivono? Quando il loro numero diventa insostenibile per il centro di Lampedusa, dice l'associazione Mare Amico, e dopo il formale riconoscimento i tunisini vengono accompagnati alla nave e inviati a Porto Empedocle. Percorrono i circa 15 chilometri che le separano dalla stazione ferroviaria di Agrigento, dove bivaccano al freddo senza alcun controllo e senza alcuna assistenza per tutta la notte. E all'alba prenderanno il primo treno che li condurrà a Palermo e poi in tutta l'Europa. E il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, ha annunciato che nei prossimi giorni si recherà al Ministero dell'Interno chiedendo che venga rispettato il vero significato dell'hotspot. I migranti non possono stare 1 mese, 2 mesi, 4 mesi sull'isola, ha detto, devono stare giusto il tempo del loro riconoscimento e poi essere trasferiti altrove, altrimenti scoppiano le rivolte, conclude il sindaco.